Ben ritrovati, questo è 7 in punto. Questa mattina abbiamo un ospite, sì, lo definiamo in questo modo, eccezionale, perché non ci è mai capitato, è la prima volta nella storia, o forse la seconda, nella storia della nostra trasmissione, ma andiamo a parlare con una persona che ci illustrerà un'attività molto particolare, vedremo anche perché, insomma, il significato di questo termine. Porte aperte alla città, capiremo perché stiamo parlando di porte aperte alla città. Lo facciamo con la nostra graditissima ospite di questa mattina, che è Suor Albina Zandonà, direttrice delle cucine economiche popolari di Padova. Buongiorno a lei. Grazie, buongiorno. Grazie di essere con noi. Siamo in un momento storico particolarmente importante perché proprio in questi mesi state festeggiando una ricorrenza molto significativa per la storia delle cucine popolari. Sì, quest'anno sono 140 anni da quando una donna, quindi ecco, anche questo mi piace dirlo, giusto. Stefania Omboni, è un altro aspetto interessante, era di confessione protestante, quindi un altro aspetto, quindi è nel nostro DNA, ecco, delle cucine, l'accoglienza, ecco, anche di religioni diverse, di confessioni diverse. Ecco, quindi Stefania Omboni ha iniziato a ottobre del 1882 le cucine economiche popolari di Padova. Mamma mia. Il tempo ne è passato e era proprio una fotografia, un'analisi che volevamo, approfittando della sua presenza, fare come diciamo, la storia di questa importantissima realtà abbia attraversato, diciamo, anche i secoli, insomma, e come siano cambiati e come oggi ci troviamo ad affrontare una situazione quanto mai complessa, ecco, per ridurla ad un termine come un altro. Sì, a me piace quando parlo delle cucine dire che ci sono due movimenti all'interno delle cucine. Allora, uno è un movimento, proprio movimento di spazio, perché le cucine sono sorte vicino dove è adesso la chiesa San Daniele, quindi vicino al Prato della Valle, nel 1882. L'anno dopo Stefania Omboni ha chiesto al vescovo di allora, Monsignor Callegari, di gestire le cucine e il vescovo ha chiesto alle suore elisabetine, io sono una suora elisabettina, di gestire la quotidianità. Quindi si sono spostate da vicino al Prato della Valle al Vescovado, vicino al Vescovado, perché è un'altra idea interessante. Il vescovo Callegari diceva sì, io voglio servire le persone che sono in una situazione di disagio, voglio farlo bene. Perché lei, Stefania, è partita in emergenza, quindi con una realtà piccola, ecco, e lui ha detto voglio dare degli spazi ampi per accogliere delle persone, quindi si sono spostati appunto dal Prato della Valle al Vescovado, dove c'è il Duomo, poi in via Paolo Sarpi, e nel 1914 la sede attuale in via Nicolò Tommaseo, che è stata bombardata con la seconda guerra mondiale e ricostruita. Quindi questo è un movimento proprio all'interno della città. L'altro movimento è proprio dare risposta ai bisogni del momento storico. Quindi sono sorte per le famiglie povere di Padova, perché c'era stata una grande alluvione e quindi c'erano gli sfollati, persone povere. Poi inizi Novecento venivano a mangiare gli universitari perché non c'erano le mense. E poi gli operai, perché c'erano delle fabbriche vicino alla stazione. Poi anni 1978 la legge Basaglia, quindi la chiusura dei cosiddetti manicomi, però la gente vagava per la città, anni 80 il fenomeno della tossicodipendenza e anni 90 l'immigrazione. Quindi attualmente il 17% delle persone che vengono alle cucine sono italiani e gli altri arrivano da altri paesi e alle cucine entrano persone da 80 paesi diversi, quindi ecco, c'è il mondo. Un altro bisogno che c'è adesso, che noi sentiamo in modo molto forte, è il bisogno educativo, quindi di senso, e quindi le cucine si stanno aprendo anche proprio a questo, dare risposta a bisogni educativi, quindi il discorso del PCTO, quindi l'ex alternanza scuola-lavoro, e abbiamo iniziato l'anno scorso, quest'anno è il secondo anno e questa è già la quinta settimana. Ecco, che accogliamo ragazzi che vengono a fare l'esperienza all'interno delle cucine. Quindi le cucine hanno appunto questi due movimenti di movimento fisico all'interno della città e la capacità di cogliere il bisogno del momento e tentare di dare una risposta. E per una strana ironia della sorte, chiamiamola così, anche da un punto di vista logistico, adesso le cucine economiche popolari di Padova si trovano nel cuore di un'area
che se non definiamo problematica, perlomeno un po' difficile della città. Siamo a ridosso della stazione ferroviaria, sappiamo che incrocio anche di etnie ci sia in quell'area stessa, per cui insomma un'area non facile. È un'area non facile, per usare un però eufemismo. sì, ci tengo anche a chiarire, perché beh, insomma, chi è di Padova sa, ecco, tutte le polemiche nei confronti delle cucine popolari, certo. Luogo di degrado che ha creato degrado nei contorno, ecco così. Beh, io vivo proprio alle cucine popolari, quindi abito quello spazio quotidianamente. Ecco. E posso dire che è una zona di degrado ed è reale, ma la causa non sono le cucine. Certo. Ecco, quindi, anzi, io credo che se mai ecco, le cucine dovessero spostarsi, credo che si sentirà la mancanza, ecco, perché le cucine sono un presidio. Ecco. Quindi il discorso anche di esserci. Ecco, poi all'interno delle cucine ci sono anche delle regole, ecco, certo, quindi ecco, credo che le cucine siano un buon aiuto, ecco, perché il degrado non aumenti all'interno. Ma la difficoltà di gestire la quotidianità, nel senso avere a che fare con persone, vabbè, citiamo forse degli esempi banali, ma magari l'uomo rispetto a un altro uomo, perché parliamo soprattutto di soggetti maschi, soprattutto quando parliamo di, per esempio, musulmani, che magari vuole più di quello che vede nel piatto dell'altro, cioè possono esistere situazioni che magari generano anche circostanze insomma, un po' sgradevoli, tipo alterchi, momenti di tensione. Sì, a me piace dire che alle cucine ci sono dei momenti di tensione, non di più di quelli che ci sono nel nostro Parlamento. Quindi, perché allora, se succede alle cucine, viene fuori il titolo, no? Rissa alle cucine, luogo, sì. Ecco così. Succede in un altro contesto, ecco, no? Quindi certo che ci sono, ma come ci sono quando vai in giro per strada, che se uno ti attraversa la strada ci si arrabbia, ecco. Quindi perché alle cucine entrano persone, ecco tutto qua. E siccome il cuore dell'uomo è abitato dal bene e dal male, non importa il colore, non importa la religione, certo. Non importa da dove arriva, ecco. Però posso garantire che ci sono meno momenti di tensione alle cucine che in altri contesti. Ecco. Tipo perché, quello che lei citava. Appunto, perché allora, noi siamo una porta aperta, quindi le persone, ognuno può entrare alle cucine, ok? Però chi entra sa che ci sono delle regole, ma regole della convivenza civile, niente di più. Ecco. Quindi il rispetto soprattutto tra le persone, il rispetto dell'ambiente e sanno che se non rispettano una regola c'è una conseguenza. Quindi uno può stare fuori una settimana, un giorno, dipende, ecco, non lasciamo nessuno senza cibo, quindi diamo il sacchetto fuori, ma uno entra se è in grado di rispettare delle regole, perché credo che chi viene a mangiare ha anche il diritto di stare tranquillo. Certo, assolutamente. Ecco, quindi, e non è perché uno è in una situazione di disagio, allora può ecco, non rispettare delle regole. Quindi su questo noi siamo molto ferrei, ecco, e anche diciamo alle persone io rispetto te, perché questo è quello che noi cerchiamo di fare, ecco, il massimo rispetto, e quindi tu rispetti me e rispetti l'ambiente dove sei. E posso dire che questo è capito molto, perché se io mi sento rispettato, rispetto, mentre tante volte le persone che arrivano alle cucine vengono, ecco, soprattutto alla sera, anche con tutto un peso sulle spalle, perché tanti dormono fuori e sappiamo, è inutile che facciamo tanti giri di parole, no? Quando li vediamo per strada non è che il nostro atteggiamento sia quelli più gentili, no. Ecco. Magari ci giriamo dall'altra parte, magari ecco così. E quando tu hai alle spalle una giornata dove hai ricevuto sguardi di giudizio, di rifiuto, allora delle volte basta anche poco per farti saltare. Sì. Però loro sanno che all'interno delle cucine è un luogo dove loro sono trattati da persone, perché sono persone, non importa se sono neri, bianchi, sporchi, ecco, sono persone. E questo io vedo che ha un effetto, perché lo sappiamo, no? Anch'io se una persona mi accoglie ho un atteggiamento, no? Se una persona mi aggredisce il mio atteggiamento è diverso. Ci scusi, poi c'è anche il discorso che lei stessa ha sottolineato, la piccola differenza che esiste fra una situazione di giudizio e una, immaginiamo, di non giudizio, perché chi entra nelle cucine popolari ovviamente è accolto e come ogni forma di accoglienza è un qualcosa che va al di là
di qualunque pregiudizio ovviamente. Sì, allora noi facciamo anche delle attività proprio anche con i ragazzi sul discorso del pregiudizio, no? Perché ognuno di noi legge la realtà, no? Certo. Cioè, nel senso, se io vedo uno che è vestito male, mi scatta il fatto di dire ma mi potrebbe portare via il portafoglio, cioè è inutile che anche qua ci nascondiamo, no? Però l'importante è avere consapevolezza di questo, no? Quindi avere consapevolezza io come gestisco questo, perché posso scaricare sull'altro o posso anche darmi la possibilità di conoscerlo. Magari se lo incontro, lo conosco, mi rendo conto che non è un ladro, forse è semplicemente in una situazione di povertà. Ecco, quindi quello che noi stiamo tentando anche di fare, appunto un'attività che facciamo con i ragazzi con il PCTO, è proprio quello del stare e capire cos'è un pregiudizio e come lo vivo io e come posso gestirlo. Ecco. Perché a me piace dire anche che le cucine sono una porta aperta per tutti, quindi non importa se tu entri perché sei un ospite e hai bisogno, non importa se tu entri perché sei un volontario, non importa se tu entri perché sei un operatore. Quando entri alle cucine siamo tutti allo stesso livello e tutti con gli stessi bisogni, perché tutti abbiamo bisogno, i bisogni primari del cibo, di lavarsi, di essere curati, ma anche il bisogno più profondo di accoglienza, di essere riconosciuti. Quindi non importa come entri alle cucine, quando sei dentro c'è un'unica, sei persona, uomo, donna, persona, ecco, quindi, e ti riconosciamo e cerchiamo, perché insomma non siamo in una realtà idilliaca, siamo in una realtà molto concreta. Molto concreta e molto dura, molto sofferta. Sì, che però fa bene. Allora, io sono una suora e quindi i miei riferimenti sono anche la parola. C'è un brano dell'Esodo dove il brano del rovetto ardente, dove Dio chiama Mosè e dice togliti i sandali perché sei in un terreno sacro, no? Quindi per noi appunto il fatto di far contatto con i nostri pregiudizi è quello di dire togliti i sandali erano appunto il significato della pelle morta, no? Perché sei in un terreno sacro e se tu ti togli i sandali e cammini a piedi scalzi, tu senti dove metti i piedi. Allora se calpesti un terreno che è ferito, non puoi camminare come un elefante, ti muovi e questo fa bene sicuramente alla persona, ma fa bene anche a me, perché mi alleno ad ascoltare la persona che ho di fronte, ma questo mi porta ad uscire ecco, no, dal mio mondo e a mettermi in relazione con l'altro. Cosa più difficile, forse è anche un dare compiutezza alla propria vita, un senso alla propria vita. Suor Albina, io entro per la prima volta alle cucine economiche, vedo il suo crocifisso e le dico io sono musulmano. Ma la stragrande maggioranza delle persone sono musulmane. Sono musulmane. Quindi, ecco, noi abbiamo un'opera che ci ha fatto Maupal. Ecco. E avevamo dato anche là il brano della Genesi delle querce di Mamre, quindi Abramo seduto fuori dalla tenda che accoglie lo straniero e senza saperlo accoglie Dio. Quindi Abramo perché è il padre della fede delle tre grandi religioni monoteistiche, quindi è lo stesso padre nella fede dell'ebraismo, il cristianesimo, l'Islam. E lui ci ha fatto quest'opera che se venite a vederla è proprio bella, ecco, cioè ci sono 3 volti di John Lennon, ecco, quindi sempre lo stesso volto, e rappresentano un rabbino, un prete cattolico e un imam, proprio per far vedere appunto l'accoglienza all'interno delle cucine. Allora, noi siamo abituati, appunto, c'è stata la festa dell'agnello l'altro giorno, anche per i musulmani, quindi a fare gli auguri. Loro fanno gli auguri a noi, quando è Natale, quando è Pasqua, e ci dicono proprio, sappiamo che è una festa importante per voi. Certo. Ecco, quindi, e c'è anche proprio il dialogo nel dire, ma nel Corano si dice questo, ma nella Bibbia cosa che si dice, ma ecco, quindi io non ho trovato e non trovo nessuna difficoltà, ecco. Né che uno sia musulmano, né che uno si dichiari ateo, non credente, ecco, perché quando c'è il rispetto della persona, tu accogli la persona, che va al di là, ecco, del suo credo. No, sa, l'importante è che siate rispettate anche come donne, perché pensiamo i musulmani, il ruolo femminile, insomma,
in un contesto religioso come è il loro, per cui diventa forse più difficile o si annulla anche? No, io non ho proprio nessuna difficoltà. Ecco, al di là, dopo insomma ho un ruolo, no? E quindi certo. questo cioè, ha sicuramente un effetto, sì, ecco. Sì. Però io non, anzi, cioè perché può succedere, ecco, che magari loro hanno molto il senso del rispetto, sì. Ecco, anche del ruolo. Quindi se magari qualcuno, ecco, loro intervengono, perché un altro aspetto molto positivo, ecco, importante, è che si aiutano tra di loro. Allora può succedere che uno magari in quel momento o ha bevuto un po' di più o è in un momento di tensione, ecco, suo particolare, quindi può avere una reazione, gli altri intervengono. Quindi ci sono dei bravi mediatori tra di loro. Cioè io ricordo anche un fatto che era successo, insomma, dei ragazzi africani, c'è stata un po' di incomprensione ed è intervenuto uno che parlava nel loro dialetto e quindi ha un significato totalmente diverso, perché se noi pensiamo 80 paesi diversi, sono 80 modi di stare al mondo, culture, quindi io posso anche intervenire, ma io non so il significato che ha per lui quello che sta facendo in quel momento là. Se interviene un altro, che poi là avevamo avuto la fortuna che era proprio anche dello stesso villaggio, ecco, quindi, ma interviene, ma lui sa cosa sta dicendo. Quindi anche l'abilità di cogliere, ecco, quali sono i mediatori e farsi aiutare da loro, questo è un aspetto molto importante, perché noi non possiamo far tutto, perché io non so che significato ha per quella persona quello che sta dicendo o quello che un altro dice e magari lui ha un significato che io neanche riesco a capire, perché sono categorie, proprio modi di stare al mondo diversi. No, è una complessità di lavoro, di quotidianità che è spaventoso, insomma. Cioè, è arricchente. È arricchente, sì, è arricchente. No, mi è piaciuta la parola che lei ha usato indicando le cucine come presidio, perché nel pensare comune guarda lì che gentaglia c'è attraversando via Tommaseo, è una via molto trafficata, certo. Per cui, insomma, ma questo è il primo pensiero che sorge più o meno spontaneo, anzi il più delle volte purtroppo spontaneo. Guarda che gentaglia, guarda anche bianchi che ci sono, ridotti come sono. Noi non sappiamo perché uno è così, cioè nel senso che io come posso, se non lo conosco, come posso permettermi, no? Certo. Cioè nel senso, porto l'esperienza di un ragazzo che ha fatto 2 anni fa, quando era il periodo di Covid, quindi le parrocchie non andavano in giro, sono venuti a fare i campi scuola là da noi, insomma. E mi ha colpito moltissimo perché questo ragazzo alla fine dell'esperienza ha detto: prima quando giravo per Padova con i miei amici eravamo abituati a dire quello è un tossico, sì. Quello è un barbone, quello... adesso io dico no, perché io li conosco, so che si chiama, so, quindi non sono nome, più, storia, sì. Non è più il barbone, il tossico, lo straniero che vuole, ecco. È una persona, perché ho imparato a conoscerlo. Questo è l'aspetto importante, no? Finché io mi permetto di giudicare stando fuori, ma se lo incontro forse mi rendo conto che questo è venuto qua in cerca di lavoro, poi ha perso il lavoro, quindi è entrato dentro in giri, è stato in carcere, è uscito, non riesce più a rimettersi in circolo, o uno che ha problemi psichiatrici, cioè, io come posso permettermi? Cioè, nel senso, quando incontri le persone ti rendi conto, ecco, la storia e perché uno è così. E per questo dico che venire alle cucine fa bene a chi entra, ma non solo a chi è in una situazione di bisogno, perché situazioni che io non incontrerei mai, perché sono lontani dal mio mondo, ho la possibilità di incontrarle. Certo che non si può andare alle cucine come andando allo zoo, certo. Perché noi avevamo messo in piedi prima del Covid la cena sospesa, no? Niente di nuovo sotto il sole perché il caffè è sospeso. Quindi però chiedevamo alle persone di venire a cenare da noi e lasciare una cena sospesa. Sì. Quindi questo ti permette di entrare dentro, di renderti conto, perché le cucine sono ben altro della mensa, c'è il servizio sanitario, ci sono le docce, c'è la distribuzione di vestiti, quindi
e in un anno sono entrate più di 400 persone. Ecco. Ma queste persone, l'esito di questa appunto apertura è stata, ma io non sapevo che c'era anche questo, che c'era anche quello, ma però non è pericoloso, si può cenare tranquillamente, è pulito, è tutto, ma certo non siamo mica, ecco, no? Quindi questo fa cadere, quando tu incontri e conosci, fa cadere barriere. No? Altro che barriere vengono proprio smantellate. A questo proposito le volevo chiedere proprio una annotazione che molto miserevolmente chiameremo di servizio, ma che tale è. Una persona che ci sta ascoltando, se fosse interessata, perché ovviamente voi avete molto volontariato laico, voi avete canali social? Sì, abbiamo un sito, perché le cucine dal 2019, il gestore è una fondazione Nervo Pasini, voluta dal Vescovo di Padova. Ecco, quindi c'è il sito www.fondazionenervopasini.it, poi c'è il Facebook Cucine Economiche Popolari, e Instagram, che non so però come si chiama, poi abbiamo un canale su YouTube, CEP, La Cucina di Padova, perché Stefania Omboni amava chiamare le cucine la cucina di Padova, anche questa è bellissima, sì, nel senso che in una casa lo sappiamo bene che il luogo dove c'è il cuore che pulsa è la cucina. Sì. Ecco, no? Quindi, e lei amava chiamare le cucine la cucina di Padova. La cucina di Padova, per cui insomma chi fosse interessato attraverso i vostri social e nel sito Fondazione Nervo Pasini, sì. Ecco, ricordate questo nome che è il nome della fondazione per poter entrare in questa dimensione. Poi venite a trovarci semplicemente. Sì. Ecco, siamo in via Nicolotto Maseo, numero 12. Numero 12. No, ma indubbiamente anche tutti quei servizi a cui lei faceva riferimento, la possibilità di lavarsi, la possibilità di avere dei vestiti puliti, insomma, questo forse non è così a conoscenza della collettività. Sì. Abbiamo un fermo posta, ecco, perché tante persone dormono fuori e quindi non sanno dove farsi recapitare i documenti. Là diamo solo lo spazio agli avvocati di strada giovedì mattina, quindi uno sportello legale. E adesso abbiamo messo in piedi anche questo servizio della ricarica dei cellulari, che può sembrare banale per noi, perché chi a casa entra e si carica il cellulare, chi non a casa e non può magari entrare in un bar a pagarsi un caffè, non sa dove caricarsi il cellulare. E c'è il discorso appunto della distribuzione di vestiti, quindi lunedì, martedì e venerdì. Ecco, le docce sono dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 10, è un servizio sanitario con tutti i medici e infermieri volontari, e vengono le persone che hanno la tessera STP, straniero temporaneamente presente, e che non hanno diritto di avere la tessera del servizio sanitario. Ecco. E quindi, gli anni di Covid come sono stati? Allora, noi, lo dico anche con un po' di fierezza, abbiamo sempre tenuto aperto. Abbiamo chiuso solo il primo giorno perché non capivamo cosa stava succedendo. Ecco. Poi c'era scritto che le mense potevano rimanere aperte. Ci siamo modificati in continuazione, cioè nel senso che abbiamo dovuto, prima le porte erano appunto aperte, sempre entravano, uscivano, anche così, quindi abbiamo dovuto fare la fila fuori, quindi si entrava uno alla volta, la sanificazione, la mascherina, ridotto i posti in sala per mantenere le distanze, ecco, quindi però siamo riusciti a tenere sempre aperto e non c'è mai stato un focolaio fino adesso, perché stiamo adesso di nuovo, ecco, purtroppo stiamo... e devo dire, ecco, c'è stata anche la protezione civile a un certo punto che è venuta ad aiutarci, e dicevano ma sono più educati qua che fuori dai supermercati, ecco. Quindi c'è stata una buona, ecco, collaborazione da parte degli ospiti, proprio perché il messaggio che noi mandavamo era: dobbiamo stare molto attenti perché rischiamo di chiudere. Però le persone che vengono alle cucine, siccome sono la loro cucina, voleva dire che restavano, ecco, a parte il periodo anche del lockdown, che i bar erano chiusi, ecco, insomma rischiavano di restare, e quindi su questo ci siamo continuamente modificati, ecco, perché anche là avevamo due obiettivi, ecco, essere rispettosi dei decreti, ecco, perché insomma è importante, ecco, e rispettare le persone che vengono alle cucine, quindi continuare il servizio. Però la risposta che avete avuto, ci scusi il termine un po' riduttivo, ma vi ha dato proprio il senso di una macchina che funziona, nel senso il modo in cui siete strutturati, non dico le finalità, ma gli obiettivi
per diciamo, il corretto funzionamento, insomma, ma l'adeguato funzionamento di un tipo di servizio, perché è un tipo di servizio che voi fornite alle persone, significa che è stato recepito dagli utenti stessi. Mi scusi se mercifico così il vostro ruolo, ma ha identificato la vostra struttura come un qualcosa che anche nelle difficoltà estreme, come sono state quelle dettate dalla pandemia, è andato, non ha avuto bisogno di chiudere, non ha avuto bisogno di ricorrere a misure estreme, voi avete semplicemente rispettato le regole con il rispetto appunto, no, non è tanto una battuta quella della protezione civile, più educati che fuori dai supermercati, perché c'era anche la consapevolezza di persone che dicevano qui il servizio ci viene garantito finché anche noi rispettiamo nella difficoltà nel momento, no, insomma, non sappiamo se il discorso è comprensibile, ma comunque da parte di un esterno come... ma noi siamo abituati anche a motivare, no? Cioè, nel senso che sono persone, sono adulti. Certo. Ecco, no? Quindi il fatto di dire, guardate che siamo in un momento di crisi, un momento critico, quindi dobbiamo aiutarci tutti. Allora, se rispettiamo le regole, riusciamo a tenere aperto. Se non rispettiamo le regole dobbiamo chiudere. Però chi ci rimette siete voi, perché io ho una casa, ho un posto dove andare a mangiare, quindi condividendo anche la preoccupazione e la fatica siamo riusciti a tenere aperto, ecco. Quindi chiedendo, noi abbiamo continuato a portare mascherine sempre, anche adesso, che insomma dentro nei ristoranti adesso non ecco. Però noi quello che non abbiamo ancora mai tolto le mascherine. E loro questo non è che dicono, beh ma in altre parti se vai non ti chiedono più la mascherina, perché il messaggio che noi mandiamo è noi dobbiamo stare aperti. Quindi la diamo noi all'inizio quando uno entra, ecco così, quindi abbiamo ripreso la sanificazione delle mani perché nel periodo in cui ecco, adesso abbiamo ripreso, io ho trovato una grande collaborazione, ecco, perché c'è la consapevolezza anche che io non ho altro, quindi devo anche difenderlo, faccio parte di questa realtà e quindi la difendo anch'io. Se non ricordo male, aveva parlato di una percentuale del 17% di italiani, se non ricordo. Sì. È tanto o poco? No, non so se è tanto o poco, sono questi. Ecco, no, gli italiani che vengono sono o anziani e quindi in difficoltà perché ecco, che non hanno magari famiglia e trovano un luogo dove stare, ecco, perché diventa poi anche per alcuni proprio casa, cioè un luogo dove posso parlare della mia squadra di calcio con l'operatore, perché alle cucine appunto ci sono 7 operatori e 5 operatrici dipendenti e un centinaio di volontari. Ecco, quindi è un po'... E quindi diventa l'operatore garantisce la presenza tutti i giorni, ecco, al volontario chiediamo un turno alla settimana, ecco, e quindi chi ha la relazione più profonda, insomma, che conosce di più è l'operatore e quindi c'è l'ospite che viene anche solo per raccontare della partita di calcio del giorno prima. Ecco. Quindi gli italiani sono o anziani, ecco, che hanno magari anche una situazione così, persone dai 40-50 anni che magari erano tossici però non sono più riusciti a inserirsi in un contesto e purtroppo dei ragazzi giovani, pochi per fortuna, però ci sono, ecco, che sono ancora dentro il discorso della dipendenza. Ecco. Per cui insomma rimane, sì, perché purtroppo viviamo in una realtà che insomma anche lì è inutile girarci intorno, soffre terribilmente di questa piaga che è la droga. Suor Albina, diciamo lei ci ha fatto entrare da un punto di vista mentale nella dimensione delle cucine popolari. Diciamo che il fatto di averlo ospitata speriamo possa essere anche la spinta per chi ci ascolta magari a volerne sapere di più, a volervi conoscere, anche a voler semplicemente visitare e questo credo che farebbe bene sia a queste persone che a voi. Anche se semplicemente... non è un'esperienza estrema, ma per conoscere un mondo nascosto, o forse un mondo... Che non vogliamo vedere. Che non vogliamo vedere. Perché è evidente. Sì, è che non vogliamo vederlo. Purtroppo. Allora, magari entrare in un contesto che comunque è anche tutelante, cioè nel senso, ecco, ci sono gli operatori, ecco, non è messo allo sbaraglio, ecco, così. Però permette, ecco, di avvicinarsi con rispetto,
ecco, alle persone. Allora, io lancio questo appunto in questo periodo per i 140 anni, quindi che da settembre a marzo anche ci sono tutte delle attività. Una delle attività è Vieni e Vedi, quindi l'idea di dare la possibilità alle persone di entrare alle cucine, anche quando non ci sono gli ospiti, perché uno può anche avere delle difficoltà, certo. cioè non è che dobbiamo tutti, ecco. Quindi telefonando al numero di servizio si può prenotare e là ci saranno dei volontari che presenteranno la realtà delle cucine, che faranno visitare, che racconteranno, ecco, la storia delle cucine. Quindi se uno vuole venire, anche in un contesto tranquillo, appunto perché intanto magari si rende conto, vede, però non sapevo, ma è interessante, ma ecco, perché è una realtà della città di Padova. Perché la Fondazione Nervo Pasini è stata voluta dal Vescovo ed è una fondazione di partecipazione, quindi c'è anche un'assemblea, proprio perché il Vescovo ha questa idea forte, no, del fatto che le cucine sono sicuramente della Chiesa, perché è un'opera della Chiesa di Padova, ma sono della città di Padova. Quindi è una città che deve prendersi cura di queste persone, perché abitano il nostro territorio. Quindi possiamo anche non volerle vedere, ma ci sono. Ci sono, esistono. Noi siamo estremamente grati a Suor Albina Zandonà per averci aperto gli occhi sotto tanti punti di vista. Noi la ringraziamo, Suor Albina Zandonà, direttrice delle Cucine Economiche Popolari di Padova, e le auguriamo buon lavoro e soprattutto una buona estate che sarà comunque intensa. Grazie a voi e vi aspetto, ok? Grazie alla nostra ospite, a voi per averci seguito, la nostra giornata prosegue, 7 in punto tornerà come di consueto domani mattina. Buona giornata e arrivederci.